Ciao imbruttiti, oggi siamo a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso e sono venuto a scoprire un evento che promuove uno dei settori che in Italia in questo momento sta avendo la crescita maggiore. Anche con aziende venete, andiamo a vedere di cosa si tratta. Sta per iniziare il Beer Italy Festival, uno dei primi festival di birra totalmente artigianale, qua è gigantesco. Ho scelto un accompagnatore d'eccezione, lui si chiama Zanda, che ha un pub a Cittadella. Come vedi, a lui una bella riserva. Prima accompagnata, adesso ho una sei incredibile, ho il gargato che è secco completamente. Andiamo a bere un giorno, andiamo. Ci sono 20 locali della zona, 120 birre alla spina, i birrifici sono 40. La differenza tra birra artigianale e quella commerciale. Ricevi più gusto, ricevi più esplosione di luppoli, di sentori floreali a seconda delle birre che bevi. Come un paragone con una figa, cioè sentite che 5 fighe brutte e poi ciapparle tutte quante, però delle volte invece di ciapparne 5 è meglio avergliene una dell'ea. Ciao. Grazie. Questa è una bassa fermentazione, stile Pils, quindi molto amara. E a me piace perché la birra un po' più amara ti bevi una, due, 3 mia in più, cioè l'assaggio o la birra piena. L'assaggio serve alle femmine incinta. Io non penso non aver neanche mai bevuto tanto così di acqua, cioè birra non riesco proprio. Anche la schiuma è anche persistente, quindi non cala subito. La cosa che sa? Guarda che questo non gli era un assaggio, sto qua gli era una scolata. Buonasera. Adesso questa è proprio sen mancata, molto amara, però un amaro che ti resta proprio in bocca. Lupoli molto pregiati, si sente, è un incrocio tra uno stile tedesco e uno stile ceco. Il birrone è il birrificio, sì. Brusca è il tipo di birra. Abbiamo la fortuna che è qua anche a Isola Vicentina, quindi un tiro del scioppo per non dar sentore quando in questo. No. Birrificio Labi. Birrificio da Rosà, però beviamo una saison. Beviamo una saison, quindi un becco bianco. Questa non si infiltra. Il saison è una birra stagionale, una birra molto facile da bere, bassa gradazione, 4 gradi e mezzo, soprattutto magari quando è caldo, che ora te asciughi bene. Un sentore di fiori di sambuco a tenerla un po' più viva e più vivace in bocca, perché tante saison tendono un po' a scappare. È un po' delicatina, quasi un po' come passato di grappa. Passato di grappa. Potrebbe essere un passato. Però bisogna che assai è meglio. Eccolo qua. Il saggin de Zanda. Adesso è di un MSC. Il locale a Bedelago praticamente. Sì. Quindi è per forza birra di Treviso. Il birrificio si chiama Laru, la bruma tipologia Zena Appa, quindi c'è un American Pale Ale, un gusto molto più floreale, molto più impegnativo, molto più amaro. C'è una roba che piace alle donne questa però. È quasi come la coa, la birra è molto ruffiana, la birra non è filtrata, quindi è un po' torbida, può segarla. Tenuta di schiuma molto interessante, corre molto bene, scorre molto bene. Gli appositi Spool Boy, dove ogni birra si netta di cera. Come al bar praticamente. Birreria Il Cetra, Cittadella, la mia. Birrificio Stense, Montagnana, non so, Rubino e Dise, ma non so cosa vuol dire. La tipologia siamo sul Belgio, incrocio tra una double e una triple. La trappista è una birra che praticamente ne sono poche al mondo, sono fatte ancora dai monaci cistercensi, ricorda un po' quella tipologia. Siamo sui 7 gradi, la birra trappista arriva anche agli 8, 9, 10 gradi.
Porca miseria. Assassina da fiore questa. Questa è veramente buona. Per la gradazione alcolica rimanete in bassa fermentazione o in alta fermentazione. Se voi bevete una birra ad alta gradazione non andate su una bassa gradazione dopo, perché comunque i vecchi diceva sempre va sempre su del livello. Infatti ho aperto la birreria apposta perché è manco un risparmio. Simmering è una Vienna Lager, birra molto facile da bere ed è una birra che io mi sono innamorato perché il birrificio Oxiana ha fatto apposta per una birreria di Roma. Di Roma anche te? Certo, Che sta a dire? birrificio della Steve. Hare Krishna, sei il capo? No, lui è il capo di tutto a Roma. Ah, Lui è bene, il mastro bene. ditta. Lui è il mastro ditta, lui decide a Roma. Ma cosa pensa i romani dei veneti? Potrebbe essere i veneti. Sono tutti imbriagoni. È per quello che ti sei venuto qua con la birra, perché ci hai visto soldi?